Ciao mondo! Benvenuti nel mio canale. Io sono Agata, se non mi conosci mi presento e qui nel mio canale troverai un fritto misto, un po' di tutto. Troverai dei tutorial creativi, dei laboratori per bambini, troverai delle recensioni di prodotti, troverai argomenti sui bambini, sul mondo delle mamme in genere, eccetera eccetera eccetera. Quindi, prima di iniziare, se ancora non lo hai fatto, ti consiglio di iscriverti al mio canale, attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato e basta. E oggi in questo video ti propongo un'idea veramente carina e semplice per personalizzare uno degli accessori estivi sicuramente più usati, il cappello, in particolar modo il cappello di paglia. Ce ne sono di diversi tipi, diversi modelli. Io ovviamente, come spesso faccio quando compro qualcosa, poi ci devo sempre mettere un tocco mio, ci devo mettere del mio. Quindi cosa ho fatto l'altro giorno? Ho trasformato il mio bel cappello di paglia e in questo video ti faccio vedere come ho fatto. Non è niente di difficile, non è niente di complicato, ti serve solamente il cappello in questione, poi colla a caldo e un cordoncino. Allora, io ho usato un cordoncino, credo che sia un cordoncino di materiale sintetico nero, ma volendo puoi usare anche un cordoncino tipo spago, ovviamente di colore in contrasto a quello del cappello, che te lo dico a fare. Puoi usare anche quei fili, quei cordoncini di paillette, che tecnicamente mi sta sfuggendo il nome. Se riesco te lo lascio scritto qui in sovraimpressione come che si chiamano. Appunto questi ci servono per fare la scritta, per scrivere il nome o per personalizzare il cappello come meglio crediamo. Questo è il mio. Ho scritto la mia parola sicula preferita, ed è la parola che io dico spessissimo, camurria, nonché il nome della mia pagina su Instagram e Facebook di creazioni artigianali. Quindi se non l'hai fatto ancora e ti va, ti consiglio di dargli un'occhiata, lì troverai le mie creazioni che realizzo su commissione ovviamente e basta. Comunque, a proposito di Instagram, ti lascio anche qui quanto mi piace fare sta cosa, e mi basta poco per essere contenta. Ti lascio qui il mio nome, quindi se ti va mi puoi trovare anche su Instagram, ma veniamo al dunque. Ti lascio il tutorial subito, così puoi vedere come è facile realizzare questo cappellino, ma ricordati alla fine del video, se ti è piaciuto lasciami un segno del tuo passaggio, iscriviti al mio canale, te l'ho detto, o licenzio te l'ho detto, il commento te l'ho detto, Instagram te l'ho detto, ti ho detto tutto. Ciao!